Secondo Corinzi, capitolo 5. A speranza e a roglia futura. Noi sappiamo buono che quando sarà smantellato questo corpo, che è a casa nostra, che terremo in coppa a sta terra, noi avremo una casa a Dio, una dimora che rimarrà per sempre, perché non è stata costruita a mano e nome, ma a Dio in cielo. Zino a quando noi campiamo in a questo stato, noi sospiriamo per la smania e avere la casa che viene a cielo e ci vestiamo il corpo celeste, a parte essere trovato già vestito e non a nulla. A verità, tutto quanto noi campiamo in a questo corpo e sospiriamo e allucammo, come se stessimo scamazzati sotto un pismo assai rosso, perché non vogliamo essere luati in a questo corpo alla terra, ma desiderammo pure avere che la dimora che sta in cielo. E così tutta quella che era destinata a morire sarà zuccata la vita. E Dio che ha già fatto proprio per questo, e già sta preparando, e come caparra già dato spirito suo. Facciamo coraggio per questo, perché è certo che anzino a quando cambiamo rinda a questa vita della terra, siamo arrasati alla casa del Signore, perché cambiamo solo rinda a fede e non vediamo ancora con chiarezza. Per questo noi siamo chine e fide e volessimo restare questa vita per stare vicino al Signore. E proprio perché ci sforziamo, tanto campando in tuo corpo, che scenda rinda a questo corpo a essere azzietto innanzi al Signore. Perché tutto quanto noi già prima presentato un giorno innanzi al tribunale Cristo per essere giudicato a essa. E solo danno ognuno avrà che la casa sarà acchiattata, facendo bene o facendo male, rinda tutta la vita sua in coppa a questa terra. L'amore di Cristo è la forza. Noi sappiamo che vorremmo campare sempre in l'amore di Dio e ci sforziamo e fa capace tutto l'uomo, perché Dio conosce buono ognuno di noi e sono sicuro che pure voi conoscete buono in coscienza vostra. Non stiamo cercando di raccomandare a voi una volta, vogliamo solo dare a voi un'occasione buona per essere contenti di noi e per poter così sapere rispondere tutte quelle che si avanti ne conoscere, tutte quelle che si vede con l'occhio e non a rinde. Perché pure se noi ci comportiamo come se fossimo pazzi, o facciamo per Dio, e se ci comportiamo come persone che ne giudice, lo facciamo per voi. E l'amore di Cristo è quello che ci porta a rete, perché siamo sicuri che uno solo muore per tutta la gente, e per questo che tutto quanto abbiamo parte che è la morte sua. Cristo è morto per tutto quanto, perché tutti quelli che campano non campassero più per loro stessi, ma per essa, che è morta e è risorta per loro. Perché starendo a questo momento non pensiamo più a nessuno che giudizia la carne. Eppure se qualche volta abbiamo pensato a Cristo, a così rinda la carne sua, ma non giudichiamo più rinda a questa maniera. Perché quando uno sta unito a Cristo è diventata una creatura nuova. Tutte cose vecchie sono fornute e tutte cose sono diventate nuove. E tutto questo è una rinda in mano di Dio, che ha già pattumato questo per mezzo di Cristo e ha dato a noi che la missione è portata tutto al lato a sapattumare questo. A così Dio ha pattumato tutto il mondo questo per mezzo di Gesù, perché Cristo perdona tutti i peccati della gente e ha messo in mano nostra che la parola lo perdona. Noi siamo ambasciatori mandati a Cristo e come se Dio stesso spenzonasse per mezzo di noi, per supplicare da parte di Cristo, lasciato a pattumare con Dio. Cristo non ha mai fatto un peccato e con tutto questo Dio l'ha castigato per i peccati nostri, per ci far diventare giusto e santo, innanzi a essa, per mezzo di Cristo.